con la giocata per López Cabrera che mette a sedere il tiro di Monteleone deviato, palla fuori. Punizione, 4 falli in quasi 19 minuti. Stesso fallo di qua, quello gli ha dato una mano l'altra, l'hanno messo. Uguale, stesso fallo. Sul pallone Mineo. Ricca per il momento barriera unita davanti a Morel, c'è il fischio, il tocco per Daricca che torna da Mineo, salvataggio di testa, ovviamente il gol a Fabio Mineo, intanto Davi mette dentro, sbagliato. Intanto Cocemolo
riprende il gioco con Castro Giovanni che sbaglia. Rizzuto, Davi, Rizzuto, Ricca, Oh, alla vittoria ci siamo tutti. si riparte allora con Castro Giovanni, Hernandez Rosales. Qui palla persa. Accardi, qui Adami ha anticipato l'intervento del Muletto. Adami cerca la giocata, però ancora Monteleone, non Castro Giovanni a intervenire. Rizzuto, Davi, Suolata ancora per il numero 8 che cerca Adami, la sponda contatto, poi anticipo di Accardi, Monteleone prova a ripartire per Parrino ancora per la corsa di Accardi, fermato da Daricca in fallo laterale, ultimi 8 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo. Qui Parrino salta Adami, il tiro ribattuto da Rizzuto che chiede che il pallone venga messo fuori. Tanto c'è un fallo cumulativo contro il Palermo che sale. Il tabellone dice 1, ma sicuramente non è corretto. Se non erro è il terzo fallo commesso dai rosa. Rizzuto, Daricca, mentre è tornato Tuzzolino c'è Adami in possesso. Daricca a sprezzare contro Accardi, non riesce il controllo al 21 rosanero. Allora Accardi per Parrino, fermato. Poi Daricca riesce a intervenire. Duello con Parrino, la palla passa, poi ancora Daricca a pressare e recuperare. Adami per Tuzzolino che non riesce. Parrino, Accardi con spazio, Accardi prova a puntare, la scivolata di Rizzuto che mette. Sembrava inizialmente l'arbitro avesse accordato l'angolo, così non è. Calcio di punizione per lo Sporting Alcamo. C'è Accardi che si rialza pian piano mentre prende campo anche Sergio Crimi, uno dei veterani di casa Sporting Alcamo. Tutto questo quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Sul pallone proprio Accardi, classe 2001. C'è il fischio. Accardi indietro per Parrino. Parrino atteso da Adami, poi il tocco largo con l'arbitro che fischia. Fa la palla lontana di Rizzuto. Fischio a palla lontana contro Vincenzo Rizzuto, evidentemente reo di aver trattenuto Crimi. Ma questo lo deve fare il 23. Allora calcio di punizione per Parrino, è uno schema per il tiro sul palo da parte di Hernandez Rosales.
po' esaurito la spinta offensiva dei primi minuti, ma attenzione ad Adami dentro per Puzzolino che a sua volta reclama l'entrata a secondo palo di Vincenzo D'Aricca. Parrino, lungolina per Crimi, intervento di Rizzuto, poi Adami la perde, attenzione, un regalo per Hernandez Rosales, un errore in uscita da parte del Palermo che regala il gol del sorpasso alla squadra di Emmo. Qui ad Alcamo, anche se stiamo scherzando ovviamente, nessun terremoto, soltanto o di tifo, di sano tifo, mentre attenzione a Puzzolino, va dentro, calcio d'angolo con la deviazione di Morel, non perfetto, il portiere classe 97, Lupo, Adami, Scarlata, tornando in campo il 30, Lupo, Puzzolino, passa per Adami che non controlla, prova ad alzare il pressing il Palermo, calcio a 5 su questa rimessa che trova effettivamente la testa di Scarlata, poi quella di Puzzolino, Scarlata prova ad alimentare l'azione, non ci riesce. Scarlata che prima di passare al futsal deve proprio ad Alcamo una delle sue ultime esperienze calcistiche. Ha giocato a pochi passi da qui all'Elio Catella stadio che la comunità alcamese sta cercando di ritrovare e di riproporre, mentre qui a Cardi semina avversaria, ancora a Cardi, chiude su Giulio Adami, la rimessa per lo Sporting Alcamo a poco meno di 2 minuti alla fine del primo tempo. Torna Alberto Russo. Ciao Daniele. C'è una squadra che sta facendo 40. No, possono mettere risultati sballati i giocatori. I giocatori li possono mettere. Poi la giusta. Prova a puntare, torna indietro a Crimi, poi Parrino, ancora Crimi, arriva a Cardi prende campo, a Cardi allarga, prendendo in controtempo Lopez Cabrera che arriva oltre sul pallone, allora Morel, quando entriamo nell'ultimo giro di lancette del primo tempo, partita a due facce, quella del Pala Grimaudo, mentre Parrino cerca il tocco dentro, c'è l'autogol di Scarlata, fortunato qui il numero 30 che aveva chiuso sull'entrata di Lopez Cabrera. Per Russo fermato, poi Lupo cerca ancora l'ex di Laura, Morel fuori dalla sua area di rigore, riesce a giocarla. Parrino, vediamo come sfida il primo tempo, intervento splendido su Parrino, Puzzolino per Lupo, l'intervento di Crimi, e allora rimessa per il Palermo. Russo spalla alla porta, però a calciare, murato da due giocatori dello Sporting. Prova a ripartire Lopez Cabrera, fermato. Si appallona all'aria.
Torre. Cerca Parrino, lo trova, non c'è fallo secondo l'arbitro. Parrino, l'intervento da parte di Lobuglio con il Mupo che protesta. Lopez Cabrera contro Russo, serie di finta Lopez Cabrera e l'arbitro pone fine al tempo. Sporting Alto, ma confermo che era andato in vantaggio grazie alla doppietta di Tuzzolino, poi gol proprio di Lopez Cabrera, doppietta da parte di Hernandez Rosales e per la sfortunata autorete di Sgarlato. Noi torniamo tra pochi minuti sempre in diretta al Palagrimano, poi restate con noi. Amici sportivi, ben trovati al Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria per l'incontro di calcio a 5 girone H del campionato di Serie B di fronte Real Termini Recogest e Masca Lucia. Amici di Sportisi, di buon pomeriggio da Francesco Cammuca. Osserviamo noi un minuto di raccoglimento per le vittime del disastro idrogeologico di Ischia. Minuto di silenzio osservato in religioso rispetto terra della provincia catanese con il bottino pieno. Comincia al Termini Masca Lucia col primo pallone gestito proprio dalla formazione ospite. La battuta lunga, c'è l'aggancio di Gianmario Fuschi che segna, si fa male ma trova l'1-0 per il Real Termini. Sullo stretto, intercettata da Paesano che poi prova a far correre Johnny da Sousa, il quale insegue il pallone, non lo riesce a trovare e riparte con un rinvio dal fondo subito Danek. Attenzione perché c'è spazio per Tamburella, sterza Tamburella e trova l'1-1, il pareggio da parte del Masca Lucia con Tamburella per da Sousa che cerca di evitare D'Arrigo. La giocata è regolare da parte del numero 15 gialloblu che si invola. D'Arrigo per Costanzo, il quale fa 2-1. Sorpresa la formazione di Lembo da questa uscita del Masca Lucia che fa letteralmente quel che vuole nelle giocate in aria e qui trova anche il gol del 3-1. Triplica le marcature la squadra di Incatasciato, poi la palla viene toccata, il direttore di gara è rimasta in campo e allora Mantia con l'intervento di Rinaudo sbagliato. Fuschi, il tocco per da Sousa per il gol del 3-2, accorcia le distanze in un momento psicologicamente importante della partita. Il Real Termini, c'è la ripartenza, Longo fermato da Paesano, Fuschi guarda la porta, c'è un contatto a palla lontana, Paesano, 3 pari, aggancio riuscito per il Real Termini che si riporta in parità con il... Poi attenzione perché Antonino Fuschi recupera una gran palla, Fuschi prova forse a metterla sul secondo palo, calcio d'angolo già battuto, Johnny da Sousa, calcia! Johnny da Sousa! 4-3 Real Termini! Uscire a guadagnare metri ma non ce l'ha fatta la squadra di Lembo che si difende. Marletta, Longo, in mezzo e c'è il gol del 4 pari a 99 secondi dalla fine, segna Scuderi. Ancora col quinto uomo il Masca Lucia, la palla dentro e arriva il gol del 5-4, ancora Scuderi
in mezzo, bravissimo Kwiatek che di fatto regala la vittoria ai suoi, cerca anche il gol, non lo trova. Perdi Chizzi con l'ultima preghiera, ma è finita la partita e ha vinto il Masca Lucia 5-4, partita incredibile. Si scrive Don Carlo Misilmeri contro Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo, ma si legge ovviamente derby dell'Eleuterio. Terzo incrocio stagionale tra le due formazioni che distano pochissimi chilometri e che si sono già affrontate nel consueto antipasto di Coppa Italia. È duello molto interessante tra la formazione di Utro e quella di Tomasello, in palio ai punti della terzultima giornata del campionato di eccellenza Girone A, una giornata che ha visto anche il ricordo e il supporto da parte del calcio nazionale verso la popolazione di Ischia, e anche la tifoseria della Don Carlo Misilmeri non ha voluto essere da meno con questo striscione già affisso mercoledì nella partita contro la Cracas di Coppa. E proprio da quella partita si riparte per cercare di riscattarsi e per cercare di tenere la scia proprio del gigante che è in testa alla classifica. Andiamo con il racconto di questi 90 minuti, racconto che inizia con un calcio di punizione per l'Oratorio Marineo sul pallone, come di consueto Capitan Maggio, la sua conclusione è velenosa, respinta da Marino, poi c'è il tapin di Colley, ma in fuorigioco. Veniamo al 6° minuto con l'attacco insistito della Don Carlo Misilmeri, la palla che arriva all'Onigro, il quale sventaglia al limite per Concaldi che se la sistema, calcio col sinistro, una grande traiettoria che batte Sisei, porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, ancora un capolavoro tra le mura amiche da parte di Piero Concaldi, che nell'ultima gara casalinga di campionato aveva illuminato il pomeriggio del Giovanni Aloisio con 2 perle da Cineteca contro la Nissa. Don Carlo che insiste, anche se qui c'è un'occasione per il Marineo con questa palla sventagliata proprio da Colley all'indirizzo di Gambino, il nuovo arrivato nell'attacco del Marineo. Batte Marino, ma la palla sbatte sul palo al 10° minuto, graziata la Don Carlo Misilmeri, che poi stufferà all'attacco. Minuto 18, c'è questo calcio di punizione battuto da Alessio Lonigro con la palla che spiova in mezzo, il colpo di testa di Costantino a cercare Manfred, poi sulla smanacciata arriva Matera, la cui conclusione viene respinta a corpo morto da Di Maggio. Passa circa un minuto, torna ad attaccare la Don Carlo, dialogano bene gli attaccanti di Mister Utro, poi Concaldi smista sulla sinistra per la corsa di Pellegrino, la palla arriva al limite dell'area per il tiro di Gigi Mendola, respinto, anzi bloccato in questo caso da Sisei. Superiamo la mezz'ora, calcio di punizione alla Don Carlo, ancora la sinfonia, la seconda di questa partita di Pierino Concaldi che attende il fischio, parte con la rincorsa, mette in mezzo un pallone sontuoso per Simone Giuliano, il quale segna il gol del 2-0, minuto 32, torna in gol il centrale della Don Carlo Misilmeri che per Entriamo dal Palagrimaudo, secondo tempo di Sporting Palermo calcio a 5. Il secondo tempo, come vedete, è terminato sul 4-2 per i padroni di casa, dopo che il Palermo era andato anche in vantaggio per 2-0 nei primi 8 minuti. Inizia adesso la ripresa, è gestito dai padroni di casa, non tocca il tetto, quindi è ancora buona, ma poi esce un fallo laterale. Pizzolino, Lupo, Scarlata e Russo sono i giocatori davanti allo buio nel quintetto del Palermo. Dall'altra parte sono Castro Giovanni, Primi, Parrino e Lopez Cabrera davanti al portiere Morel dello Sporting. Pizzolino, altra suolata per Russo, poi Pizzolino. Intanto che ha funzionato molto bene nei primi 10-12 minuti, poi è venuto a avere la distanza lo Sporting Calcamo, che qui cerca la giocata, guadagna calcio d'angolo Sgarlata. Pizzolino, la finta, Russo,
fallo di Parrino. Primo fallo del secondo tempo commesso dallo Sporting Alcamo, poteva starci forse anche il provvedimento contro il numero 10. La punizione per Cuzzolino, fischia l'arbitro, parte Cuzzolino, colpito in pieno Primi che ha fatto quasi da coccodrillo dietro alla barriera per la Giulia che ha fatto la stanza via. Castro Giovanni se la allunga nel contatto con Cuzzolino. Lupo, dammi i due. Russo, Lupo, l'incontro sgarato, allora Cuzzolino sull'altra banda, poi ancora il capitano gira sempre Marco Marretti, sgarrato, Cuzzolino sbaglia, allora attenzione alla ripartenza che si accontenta di muovere il pallone questa volta. Lopez Cabrera passa su Scarlata, ora la conclusione messa con la mano da Lobuglio. Palla intanto che viene messa fuori, un fallo sul Lupo, già due falli dopo 3 minuti e 20 secondi. Cuzzolino spalla alla porta fermato da Lopez Cabrera, l'ultimo tocco è di Sgarlata, non di Cuzzolino che era in possesso del pallone. Morel, Crimi per Castro Giovanni, poi Lopez Cabrera, Crimi, ancora Lopez Cabrera che prova a passare su Sgarlata, poi evita Russo, Castro Giovanni, Marrino, Crimi, Lopez Cabrera, Castro Giovanni, l'uscita da parte di Lobuglio, palla che si perde fuori. Per Sgarlato, Cuzzolino, Lupo, Russo ancora per Lupo, Cuzzolino, il cambio di gioco sbagliato, allora rimessa per lo Sporting Alcamo. Castro Giovanni non la fa bene con la tiene in campo, poi serie di carambole, forse anche su un braccio di Castro Giovanni. Allora devi fischiare il tocco di mano, devi fischiare il tocco di mano, Sgarlato, devi fischiare il tocco di mano ed è un fallo. lo scambio, Cuzzolino fermato da Castro Giovanni in fallo laterale. Cuzzolino va dentro, cerca Russo l'intervento, poi con Castro Giovanni che cerca di uscire, palla al piede, viene triplicato addirittura, perde palla. Sgarlata, Lupo, Cuzzolino, pianta tremolante oggi qui al Palatinado. Lupo, avanzare, palla per Sgarlata, Russo ci crede ancora, e per l'intervento della difesa dello Sporting Alcamo, rimessa per il Palermo. Cuzzolino, ribattuto, fermato, poi mette il piede, serve Lupo, fermato anche lui, poi lascia
scivolata di Sgarlata è regolare. Sgarlata blocca Morelli, che prova anche ad uscire palla a piede. Morelli, Morelli palla fuori, subito apprezza giocata di Morelli. Ma che vedete, dove si unisce se? Puzzolino, Lupo, repressato Russo che va in avanti, non trova però rifornimento. Il portiere è uno di noi! Il portiere è uno di noi! Il portiere è uno di noi! Lopez Cabrera, è stata anche la deviazione del Cristiano, ci vuole un turno di forza! per Crimi, che ultimo uomo la gioca su Adamo che torna sul parquet. Dai capitano! Lopez Cabrera, punta Russo, Marino, Capitano, facci sognare! Capitano, facci sognare! qui Sgarlata, poi Adamo lo va a passare, Lopez Cabrera, serie di finte, tiro da spinta ancora, Lopez Cabrera fermato. Da Ricca, costretto a fermarsi ancora da Ricca, palla dentro, l'intervento su Sgarlata, poi serie di tocchi che agevolano l'intervento di Morello. Attenzione alla ripartenza dello Sporting Alcamo con Lupo che ferma Parrino, poi Sgarlata, dal calcio d'angolo. Cioè Hernandez Rosales cerca lo scambio, c'è la chiusura. Sgarlata da Ricca, Sgarlata, Lupo, Russo, spalla alla porta Russo, però a girarsi cerca Luce per il tiro, la trova adesso, inclusione che si perde fuori. Battuta lunga, cerca di intervenire Emmolo, non ci riesce. La Ricca, Lupo, Sgarlata, scambiano i due. Russo, Lupo, La Ricca, porta a spasso il pallone da Ricca, fermato da Emmolo con lo buio in fallo laterale. Ma che cosa? Che cos'è il fuorigioco? Che cos'è il fuorigioco? Ma non vuoi fare? Adamo, palla che arriva dalle parti di Emmolo, ancora Emmolo, scarico per Hernandez Rosales, serie di finte, prova a fermarlo Sgarlata, poi Emmolo ha spazio per calciare, lo buio in angolo, il direttore di gara assegna il fallo cumulativo.
primo fallo del Palermo in questo secondo tempo dopo 11 minuti e mezzo, 2 ne ha commessi lo Sporting Alcamo. Palla fuori per Crimi che lascia scorrere su Morel. Morel al tiro, Morel con deviazione di Emmolo. 5-2 per lo Sporting Alcamo che allunga nel punteggio e si porta a più 3. Scarlato, torna in campo Rizzuto. Rizzuto cerca di farla passare con la sola, la perde, poi Scarlata interviene su Emmolo rischiando qualcosa, trovando Rizzuto, poi Daricca prova a farla passare, chiude Hernandez Rosales. Rizzuto, Daricca, palla per Scarlata che scarica sul lupo, ancora Vincenzo Daricca, prova a puntare Daricca, palla dentro per Scarlata che viene anticipato. Poi Hernandez Rosales accelera, mette in mezzo il pallone, Lupo in angolo. Adamo, Crimi, ancora per il suo capitano. Qui Rizzuto va all'anticipo su Hernandez Rosales, poi fallo e giallo. Giallo per Rizzuto. Sì, interventi forse un po' più gravi, non puniti con il giallo. Adamo, Emmolo pressato da Lupo, va meglio però il numero 9 dello Sporting Alcamo. Adamo dentro, il sesto gol dello Sporting Alcamo, ancora con Hernandez Rosales. E va addirittura sul più 4 lo Sporting Alcamo. Finisce il canotto chiesto da mister Lo Piccolo. E gioca col quinto uomo il Palermo, tutto per tutto per mister Lo Piccolo, con Mineo che indossa il fratino e sarà quinto uomo. Scarlata proprio per Fabio Mineo. Russo, Mineo rischia,
adesso con l'uomo in meno, con l'uomo in più, col quinto uomo sicuramente non perfetto. E adesso è l'Alcamo che gioca con 5 uomini in avanti, nel senso che è Morello. Si riprende Hernandez Rosales, palla per Adamo, entrato Monteleone. Monteleone, Adamo, alzano un po' il pressing il Palermo con Morello che è in attacco. Tuzzolino se ne è accorto, però calcia su Adamo che ha difeso la porta, recupera palla sgarlata, Russo anticipato, per poco non se la butta in porta Hernandez Rosales. Palla dentro per Sgarlata che non trova la porta. Morel lungo con le mani per Emmolo, uscita di Lobuglio. Russo, Tuzzolino non trova Sgarlata. Adamo, fermato Adamo, e allora può andare Russo, fermato Russo con Monteleone che prova a mettere ordine. Tuzzolino, tiro alto. Non bello visto che Tuzzolino che copre l'uscita del pallone. Qui l'arbitro assegna una punizione all'Alcamo perché a suo dire Lobuglio avrebbe perso troppo tempo e quindi ha fatto scadere i 4 secondi. E per un portiere che ha giocato a certi livelli molto difficili, specialmente che il Palermo è sotto di 4 gol, fischiare una cosa del genere è veramente assurdo. Comunque calcio di punizione, ultimi 10 di questa partita. C'è il fischio, uno schema per Adamo, palla alta con deviazione, sì, calcio d'angolo. Con la conclusione respinta da Lobuglio, poi l'entrata, l'arbitro ci ha messo un po' prima di fischiare. Torna Mineo, risolto anche il problema della casacca, effettivamente casacca blu contro una squadra che gioca in blu non era proprio il massimo. Tuzzolino, Russo, Mineo, Tuzzolino, palla per Daricca, toccato duro, calcio di punizione, quarto fallo dello Sporting.
No, 4 falli contro i 3 del Palermo. Da Ricca per Tuzzolino, Mineo che la gioca rischiando. Poi Sgarlata, fermato da Emmolo, la porta è vuota, lo fuori. Tuzzolino spinge la ripartenza. Mineo. Palla dentro, respinta ancora da Emmolo che poi subisce la scivolata di Mineo. Rimessa a Palermo. E allora da Ricca con Tuzzolino. Mineo. Tuzzolino per Mineo. Palla dentro, Russo, l'uscita di Morelle che poi la porta avanti, calcia Mineo, la toglie dalla porta. Castro Giovanni, spalla alla porta, prova a girarsi contro Tuzzolino, mette in mezzo Emmolo 2 volte e lo buio 2 volte. Time out Sporting Alcamo. Stiamo riposando. È bello. Possiamo fare tipo Paolo, va bene così, No, è Paolo. brutto, è brutto. Va bene, 6-2 va bene. 6-2 va bene. Posso fare riposare? Appena entrare in campo. Facciamo darsi nei picciotto. Dai! Siamo! Siete quanto voglio! Facciamo darsi nei libri, facciamo darsi. La battuta del calcio d'angolo viene sprecata con il Palermo che ritrova il pallone su tutto, torna con 5 uomini. Tuzzolino, Mineo, ancora Tuzzolino, sempre con Sgarlata da Ricca e Russo a completare il quintetto. Qui Sgarlata prova a passare, viene fermato da Ricca. Tuzzolino si impegna per recuperare il pallone. Russo con un fallo laterale, la palla è uscita, quindi nessun fallo da parte del pivot rosanero. Palla lunga, la sponda di Emmolo per Accardi, quasi uno schema da calcio più che da futsal. Tuzzolino, Tuzzolino rischia, Tuzzolino la perde, Castro Giovanni va, resiste una carica, Emmolo, salvataggio. Qui Mineo la perde, poi la ritrova in qualche modo, prova a far viaggiare da Ricca ma sbaglia, da Ricca la ritrova, fermato da Ricca, fallo laterale. E qui intanto l'arbitro fischierà il fallo cumulativo contro il Palermo, la trattenuta prima di Tuzzolino, quinto fallo almeno. Quattro pari, non 5-4, 4 pari, mancano 5 minuti e mezzo. Un po' di indecisione sul conteggio dei falli.
Ricca la gioca per Tuzzolino, tempo che scorre per il Palermo. Scarlata, Mineo, Tuzzolino, Aspetta. Mineo, Tuzzolino al tiro, ribattuto, Mineo rischia sul raddoppio, perde palla, si invola a Cardi, Mineo però con la scivolata ancora si lotta, fallo contro Accardi, quinto fallo per lo Sporting Termini, per lo Sporting Alcamo, scusate. Tuzzolino, Mineo, Russo, Mineo, la Ricca va dentro, deviazione di Castro Giovanni, poi si scontra con Parrino. Tanto c'è cambio in porta. Spazio per Dasaro. Maglia numero 15. Ultimi 3 minuti e 40 secondi alla fine. Russo sul fondo, riesce a metterla, viene però chiuso. Parrino la perde, Tuzzolino a sua volta. Castro Giovanni, ferma, anzi Lopez Gonzalez. Lopez Cabrera, scusate. Cerca poi di scucchiaiare verso Castro Giovanni. Lo ferma Tuzzolino, rimessa Alcamo. Monteleone, Lopez Cabrera, Castro Giovanni, riesce a girarsi Castro Giovanni, offre a Parrino, in porta c'è ancora Mineo, Castro Giovanni calcia e Mineo mantiene bene la posizione, soprattutto para. Tuzzolino, da Ricca, Tuzzolino, Mineo. Palla dentro, Russo non riesce a battere Dasaro. Attenzione perché Parrino può ricevere. Parrino contro Tuzzolino, ancora Parrino, la palla attaccata ai piedi. Parrino mette a salvare Mineo. Il gol del 7-2 che chiude di fatto i giochi in favore dello Sporting Alcamo. Ancora a segno Parrino. La palla Russo intanto ribattuto. La palla giostrata ancora dal Palermo che mantiene il quinto uomo. Da Ricca fermato, poi è entrato in partita anche Davi col tocco in fallo laterale proprio del numero 18. È entrato anche in partita Cucchiara col numero 17. Eccolo qua. Guarda, Cucchiara resiste ad una carica, poi Russo la perde, Alberto Russo, palla in fallo laterale e qui probabilmente si spengono i riflettori sulla partita. Mancano, salvo recupero, una quarantina di secondi, si stanno giocando i 2 minuti di sospensione rispetto al time out. Tandem arbitrale che però potrebbe anche chiudere con anticipo la contesa. Tuzzolino, Mineo, Russo, dentro Russo, Dasaro intercetta, prova anche a calciare, controlla
senza problemi Fabio Mineo, che poi va da Tuzzolino, ovviamente questo è l'ultimo possesso della partita. Tuzzolino al tiro, respinge Tasaro. Tuzzolino da Ricca, Russo, Mineo, Tuzzolino cercato da Ricca davanti a Tasaro che lo ipnotizza. Altra azione emblematica della partita, qui la Ricca la perde, occhio perché può involarsi lo Sporting Alcamo, chiude però ancora da Ricca. Non fare fallo, non c'è bisogno. Mineo, Non ti fare male. Mineo, serie di dribbling per Tuzzolino, palla in mezzo, Russo trova il palo, poi ancora Russo, il gol del 7-3 che rende un po' meno amara la sconfitta a questo punto per il Palermo. Calcio a 5, in gol Alberto Russo. Da Ricca recupera e per l'arbitro basta così, finisce con il 7-3 in cui lo Sporting Alcamo batte il Palermo. Calcio a 5. Ringraziamento a chi ci ha seguito.